abbiamo 18.000 persone senza medico di famiglia. Sono state pubblicate le ultime carenze, 140 e oltre carenze, e ne sono state accettate 21, quindi questo dà senso ai numeri. Entro il 2026 più della metà dei medici di famiglia del Veneto saranno in pensione. Così il presidente dell'Ordine dei Medici. Il dottor Crisarà è a sua volta medico di medicina generale, conosce perfettamente la situazione e i motivi per cui si è delineata. Il rischio che 18.000 padovani restino senza medico di base c'è. Era facile da prevedere perché bastava mettere insieme le date di nascita dei medici con il periodo cioè di lavoro per arrivare a questa conclusione. È mancata completamente la programmazione, è mancata completamente qualunque visione verso l'esterno e adesso i nodi sono venuti al pettine. In questi mesi i medici stanno aumentando il numero dei pazienti seguiti. Ci sono compiti, però, che potrebbero delegare, come la misurazione della pressione o la consegna dei certificati. Manca però anche questo personale. Bisogna riorganizzare il sistema perché il medico non può più lavorare da solo, il tempo medico, il tempo di cura deve essere tempo di cura, quindi bisogna battere quelle 4-6 ore che si fanno di back office oltre all'ambulatorio, il che significa avere segretari e il che significa avere infermieri che facciano quello che sanno fare per lavoro, e questo non venga caricato sui medici, ma i medici abbiano la possibilità che anziché scrivere carte, anziché togliere punti o altre cose del genere, possano fare ore di ambulatorio anche in altri ambulatori.